A sorpresa abbiamo ricevuto riscontro alla mail che avevamo inviato qualche giorno fa, dove appunto avevamo scritto a CHMP di EMA che saremmo stati lì come genitori. Elena Semenzato, insieme ad un'altra mamma di Novara e ad un papà tedesco, mercoledì sarà ad Amsterdam, nella sede di CHMP di EMA, nel giorno in cui verrà deciso il futuro di Translarna, farmaco che rallenta il progredire della distrofia muscolare di Duchenne nei pazienti con mutazione genetica. I genitori avevano comunicato all'Agenzia del Farmaco la loro presenza in Olanda, inaspettatamente da EMA la risposta scritta, nella quale viene chiesto di comunicare il numero dei presenti e l'ora di arrivo nella sede di CHMP. Per noi è già comunque un faro di speranza essere stati considerati, e aver ricevuto una risposta. Abbiamo sentito, no, un interessamento e stanno capendo che noi veramente non scherziamo quando diciamo che se le cose vanno male andiamo alla Corte europea. La Corte europea come ultima spiaggia per 800 famiglie che da un anno stanno vivendo con il fiato sospeso in attesa di capire quale sarà il futuro di Translarna. Il farmaco aveva ricevuto da parte di CHMP due stop che avevano portato i genitori a rivolgersi alla Commissione europea che con una decisione storica aveva invitato l'Agenzia europea del farmaco a rivedere le proprie conclusioni prendendo in considerazione i dati di vita reali supportati anche dai pareri dei sanitari al fianco di queste mamme e papà. Ma secondo EMA i risultati presi in considerazione non sono sufficienti per mantenere sul mercato Traslarna, che in agosto aveva ricevuto un nuovo parere negativo. È una grande sfida, mi rendo conto, anche per l'Agenzia del Farmaco, perché non è che ci sono dei mostri, okay, diciamo che in questo momento, ci sarebbe il bisogno da parte un po' di tutti di collaborare. Elena e gli altri due genitori mercoledì hanno intenzione di non rimanere fuori dalla porta in attesa della decisione. E noi invece vogliamo proprio esporre la nostra volontà di chiedere di avere un'udienza anche solo con il presidente